Io non sono venuto qui con uno scopo preciso, non avevo esami da dare, non avevo... la curiosità mi ha spinto, quindi per accompagnare i miei figli, ma volevo anche qualcosa per me, qualcosa di nuovo. Avevo già accennato che avevo già usato un vecchio metodo senza essere andato a nessun corso. E erano fiorati dei ricordi, ho detto ma allora magari riesco di nuovo a memorizzare qualche volumaccio che ogni tanto mi prendo da leggere, voglio prendere qualche soddisfazione sul imparare velocemente l'inglese perché mi trovo veramente in difficoltà all'estero. Ieri ero ancora molto scettico, ho detto qua, non fa per me, non sono gli esercizi giusti. Poi invece oggi, lavorando ad esempio con lui, però è uscito fuori, come mi ha insegnato a usare la fantasia applicata. Non mi chiedo quale. La teniamo tra di noi. Però poi vedevo come rispondeva, tutto quello che ci hai detto si è proprio avverato, quindi si è sciolta questa paura e adesso probabilmente già con loro anche di quello che farò in questi giorni. Ho sentito molto, appunto, è piaciuto quello che mi dici di autostima, ognuno di noi come deve pensare, puoi parlare, però il primo è proprio il pensiero, quello che hai detto. L'aiuto del gruppo, tutto quanto del vostro staff, però anche di tutti i partecipanti, li ho proprio sentiti, insomma, che è stato un buon affiatamento. Grazie. Grazie a voi.